elettrico fuori strada a Mestre, il mezzo della stessa società di quello della strage del Cavalcavia sbanda e finisce contro il pilastro di un condominio, 13 feriti tra cui l'autista. Il comune sospende il servizio in via precauzionale. E sull'ennesimo incidente a un bus della società La Linea la procura ha aperto un'inchiesta. L'assessore veneziano Boraso non crede all'ipotesi di un malore del conducente, ma per l'azienda il mezzo elettrico non aveva problemi. Il cordoglio a Montebelluna per la morte di Ruggero Priarollo e Pietro Gallina nel frontale tra un furgone e una corriera Momi. Il loro ricordo, tracciato dai figli e dagli amici, lasceranno vuoti incolmabili. Nell'affollato sabato sera delle Fiere di San Luca, gruppetto di ragazzini viene alle mani in mezzo al Luna Park, 14enne finisce al pronto soccorso con un trauma cranico. Sull'episodio indaga la polizia. Al Santuario delle Cendrole la messa solenne per il saluto alle spoglie di Giuseppe Sarto, trasmessa in diretta da Antenna 3, un pacifista ante litteram, l'ha definito il cardinale Parolin, di grandissima attualità. Accoglienza dei richiedenti asilo, il presidente della società che gestisce l'ex caserma Serena di Dosson sottolinea come i venti di guerra che arrivano da Medio Oriente e Africa non faranno che aggravare l'ondata migratoria. A Treviso la prima domenica ecologica di questo autunno in 80.000 in città, tra la marcia dell'Advar e la partita di calcio, stadio tennis blindato per il rischio di tensioni tra le tifoserie di Treviso e Mestre. Buonasera, ben ritrovati, edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Ne abbiamo a lungo parlato oggi nella diretta di mezzogiorno. Riprendiamo da qui. A poco più di 2 settimane dalla strage del Cavalcavia a Mestre, un altro autobus elettrico della società La Linea è uscito di strada scontrandosi contro la colonna di un palazzo di Mestre, provocando 13 feriti. Il comune di Venezia ha deciso di sospendere il servizio e disporre accertamenti. Piano. Con un boato improvviso sono le 9 di sabato sera quando a Mestre un autobus elettrico della Linea esce di strada schiantandosi contro la colonna di un palazzo di 6 piani di via Carducci, provocando 13 feriti, tutti fortunatamente non gravi. Dopo la strage del Cavalcavia è il secondo incidente che in poco più di 2 settimane coinvolge lo stesso modello di autobus elettrico della società privata che svolge per il Comune di Venezia il servizio di trasporto pubblico in alcune tratte, un fatto che ha avuto immediate conseguenze. Si è ritenuto di far sospendere tutti gli autobus di questo tipo e per fare un accertamento adeguato. Un pensiero ai feriti, per fortuna nessuno di grave, e poi saranno le autorità competenti a capire il motivo di questo incidente. Insomma, per fortuna nessun ferito grave, ma insomma, una linea prudenziale che ci sembra assolutamente doverosa. Dalle prime dichiarazioni l'evento appare riconducibile ad un malore del conducente, ha scritto in un comunicato l'amministratore delegato della Linea SPA Massimo Fiorese, un comunicato nel quale auspica la pronta ripresa della sospensione temporanea dei bus elettrici, non essendo emerse né contestate problematiche di natura tecnica sul mezzo, peraltro di recentissima produzione. È difficile pensare di dar la colpa sempre all'autista, al guardrail, a Tizio, a Caio Sempronio, quando qui abbiamo dei mezzi di nuova generazione che improvvisamente sbandano, che improvvisamente non frenano. Credo, noi non siamo dei tecnici ed è giusto che la procura abbia posto i sigilli e che vada a verificare attentamente cosa sia successo a questi mezzi. Sull'incidente di via Carducci, la Procura della Repubblica di Venezia ha aperto un fascicolo. Le indagini, così come per il mezzo gemello precipitato dal Cavalcavia il 3 ottobre, sono affidate alla polizia locale. Ma in città si apre anche un altro fronte. Lo apre Francesco Zingarlini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che ha lavorato per 7 anni come autista di linea CTV. Andrebbe fatto anche un ragionamento serio sui turni degli autisti, in particolare quelli delle ditte in subappalto, che fanno turni ancora più pesanti rispetto agli autisti ACTV. Parliamo di un carico di lavoro da circa 8-10 ore che si spezza in 2 o 3 volte nella giornata. Turni veramente a dir poco. 10 ore al giorno? Dalle 8 alle 10 ore, perché con la scusa dei spezzati, che fai delle pause tra un piccolo pezzo di turno e un altro, ti si aumenta a dismisura il carico ore, il nastro giornaliero lavorativo della giornata.
Tra l'altro ne abbiamo parlato anche nella diretta di oggi, se la regia può inquadrare la schermata. Bus elettrici a Mestre, riporta il Gazzettino, l'azienda cinese fornitrice era stata esclusa da una gara d'appalto per la copertura a Torino, quindi adesso anche questo contribuisce naturalmente a rinfocolare il dibattito sull'opportunità di questi mezzi. L'ha detto anche il collega Filippo Fois, sono in corso indagini da parte della Procura. A Mestre intanto sono molti i cittadini che si interrogano sulla sicurezza di viaggiare in città. Io avevo paura perché tra circa 10 giorni fa è successo un'altra tragedia, no? Quindi questo che ho visto, che magari succede che anche gente si muore. Wasim Acque si trovava sull'altro lato della strada rispetto al negozio che gestisce in via Carducci. Ha visto l'incidente nel momento stesso in cui avveniva ed è stato lui a chiamare i soccorsi. Io ero qua con mio amico per vedere il mio negozio per Natale, che devo preparare luci. Mentre che guardavo ho visto che sta arrivando Pullman che ha fatto curva da via Cappuccina mentre veniva e andando contromano. Subito hanno feriti, ho visto il sangue, c'era anche donna gravidanza. E quel momento io ho chiamato subito soccorso, i carabinieri numero 112, ho detto manda subito all'ambulanza e manda anche pattuglia perché è troppo traffico. La fortuna è anche quello che questo momento che non c'era tanto traffico, non c'era tanto pullman. Dopo 5 minuti è arrivato tutto il traffico. A Mestre il pensiero di quasi tutti è corso immediatamente alla tragedia del 3 ottobre. Anche in quell'occasione, per motivi come in questo caso in corso di accertamento, l'autobus è improvvisamente uscito di strada. Intanto i feriti ricoverati ai pronto soccorso di Mestre e Mirano sono stati dimessi con prognosi varie, la più seria di 30 giorni. 2 incidenti di questo tipo sono inquietanti. Adesso non diciamo niente sulle cause perché la magistratura sta facendo il suo lavoro, speriamo il prima possibile, però questo mette una certa inquietudine a salire su un autobus, sono cose che non sono mai successe in decenni, improvvisamente succedono. Qui di fatto tutti noi stiamo avendo paura a utilizzare i mezzi pubblici che spesso per molti sono l'unico metodo per recarsi al lavoro. In alcuni casi poi il dibattito si è incentrato sull'affidabilità degli autobus elettrici, ma esistono varie tipologie anche di questo genere di mezzo di trasporto. A Lido, ad esempio, ACTV utilizza degli autobus elettrici di diversa fabbricazione. Quando si vanno a comprare 60, 70, 80 pullman, non bisogna guardare troppo al risparmio e troppo a quello che può essere chiaramente il costo totale. Bisogna capire che alcune cose e alcune caratteristiche, soprattutto di sicurezza, visto per mezzi che sono per strada tutto il giorno, devono valere qualcosina in più. Fin qui dunque la vicenda di Mestre, che ha avuto un eco anche questa volta nazionale, tanto che il ministro Salvini ha invocato chiarezza e anche lui accertamenti doverosi. Noi torniamo allo scontro frontale ora di Montebelluna tra un autobus e un furgone di ieri pomeriggio, in cui hanno perso la vita 2 persone lungo via Bassanese. La testimonianza di un'amica dell'autista dell'auto che viaggiava dietro al furgone che ha impattato contro la corriera della MOM. Non un sorpasso azzardato, ci ha detto, la causa dell'incidente. Una rosa rossa in via Bassanese a Montebelluna, dove è avvenuto il tragico incidente in cui hanno perso la vita Pietro Gallina, 80 anni, e Ruggero Priarollo, di 75. Un impatto violento, quello del furgone bianco dell'80enne con l'autobus di linea MOM. Un frontale che, raccontano le testimonianze, non è stato causato da un sorpasso. Non c'era un sorpasso, ha visto proprio il furgone che è andato nell'altra corsia. Così, infatti era un po' sconvolta anche ieri sera e così è successo questo. Lei ha visto questo, era proprio dietro il furgone. Nessuna manovra azzardata dunque. Dalle prime ricostruzioni pareva infatti che il frontale fosse stato causato dal sorpasso poco sicuro di una Panda da parte del furgone bianco di Pietro Gallina, titolare dell'omonima impresa di pompe funebri di Montebelluna. Ricostruzione che, secondo la testimonianza dell'amica dell'autista della Panda, non trova riscontro. Stava andando a casa e lei abita a Cairano e praticamente era dietro il furgone. E niente, ha visto all'improvviso che praticamente il furgone se n'è andato sulla corsia opposta, diciamo, mentre arrivava
il bus della mom. E lì, passando, proprio lei non se n'era nemmeno resa conto, ha visto proprio l'impatto e tutto quello che è successo, insomma, ecco. Erano circa le 15:45 al momento del forte impatto che ha causato 2 vittime e 3 feriti, di cui uno grave, e li trasportato all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove si trova tuttora ricoverato. Un frontale che ha coinvolto un autoarticolato MOM della linea 112 Treviso-Bassano. Uno scontro che il conducente dell'autobus non ha potuto evitare, nonostante la sterzata verso il ciglio della strada. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi del SUEM 118, vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri. Ancora in corso le indagini per capire l'esatta dinamica dell'accaduto. La Procura della Repubblica deciderà nelle prossime ore se aprire un fascicolo per omicidio stradale. Ora veniamo al cordoglio per la scomparsa di Ruggero Priarollo e Pietro Gallina, i loro ricordi dalle parole dei figli e i racconti degli amici. Le famiglie dicono lasceranno dei vuoti incolmabili. Giocare a carte. Mi mancherà tanto quello. Cosa giocavate? Scopa. Mi mancherà tanto fare quello. Non vuole farsi inquadrare Christian, figlio di Ruggero Priarollo, 75 anni, morto nel violento impatto con l'autobus MOM in via Bassanese a Montebelluna. Troppa la commozione che spezza le parole, troppo forte il dolore per la perdita del padre. Per tutta la vita Ruggero ha lavorato nell'azienda edile del fratello, un lavoratore instancabile, sempre pronto a darsi da fare. Il suo lavoro sapeva farlo. Un ottimo lavoratore mio papà. Andava a lavorare anche con la febbre addosso. Una vita complicata, la separazione con la moglie Maria Rosa, morta un paio d'anni fa a causa di un tumore, condizione che l'aveva riportata nel Montebellunese dopo gli anni passati in Germania. Malattia che, racconta il figlio Christian, ha riunito i suoi genitori, che si sono poi risposati. Una storia che aveva commosso tutta Italia. Ruggero viveva nell'appartamento di via Monteforcella con il figlio, la sua compagna e la piccola Angelica di 4 anni. Amico di lunga data con l'altra vittima del tragico incidente, Pietro Gallina, un rapporto che Christian ricorda così. Scherzoso, si frequentava, lui andava sempre lì nella ditta di Pietro, in segheria, in falegnameria, era tutti i giorni lì. Magari 10 minuti, un quarto d'ora a ridere e scherzare 2 parole, ma era sempre lì. Sempre nella sua bottega Pietro Gallina, 80 anni, volto conosciutissimo a Montebelluna non solo per la sua professione ma anche per la sua generosità. Io il papà me lo ricordo sempre disponibile verso gli altri, se avevi bisogno lui c'era sempre. Molto generoso e una persona che non badava molto le apparenze ma più la sostanza. Se avevi bisogno, soprattutto anche di piacere, sì, avevi bisogno, mi facevi una telefonata naturalmente con i suoi tempi, vabbè, però lui aveva questa bella cosa. Disponibilità verso gli altri che la figlia Ermenegilda ricorda anche nella grande capacità di ascolto e comprensione per gli altri che andavano in bottega da lui anche solo per scambiare 2 parole, come faceva l'amico Ruggero Priarollo. Lui aveva proprio questa propensione ad ascoltare la gente e dargli anche quella parola, quel conforto che ti tirava subito su. Generosità e allegria che tante persone che lo conoscevano hanno voluto raccontare ai nostri microfoni. Che ieri mattina ho detto, guarda, ho detto che c'era 4-5 uomini là, che parlava, che rideva, e era un punto di riferimento. C'era un punto di riferimento, aveva una parola buona per tutti, aiutava tutti. Io sono Al Girino, mi chiedi sempre come stanno i miei figli, ho 4 figli e la moglie. Dico guarda Don Piero, purtroppo non posso andare a casa, devo lavorare. Ultimamente ho deciso di andare a casa a Natale, speriamo, no? E lui mi dice guarda, prima, ieri me l'ha detto, no? Mi raccomando, prima di andare venga, dimmi che ti pago io il biglietto. Un vuoto importante quello che Pietro lascerà, come la sedia rimasta vuota alla cresima della nipote. Un incidente che la famiglia non si spiega. Comunque è sempre stato accorto nella guida, quindi non riesco a capire che cosa possa essere successo, non lo so, aspettiamo un attimo a capire. Di sicurezza sulle strade parla anche il report annuale dell'ACI in collaborazione con l'Istat, monitoraggio degli incidenti nel 2022 nei comuni della provincia di Treviso, col direttore che dice i numeri ci raccontano di un anno molto complicato.
È Treviso il comune della Marca in cui si sono registrati i maggiori incidenti, più di 300 con 6 morti e quasi 400 feriti. È un dato su cui noi vogliamo approfondire elementi legati alle cause e anche alla natura dell'incidente. La velocità come la guida distratta e anche come situazioni legate alla guida distratta per uso di sostanze alcoliche o stupefacenti. Sono più di 2000 gli incidenti stradali nella Marca registrati nel 2022. Un anno complicato, commenta il direttore ACI Treviso Angelo Centola, perché i numeri dei sinistri sono stati in aumento rispetto al 2021. A rivelarlo il report annuale dell'ACI, che con la collaborazione di Istat ha preso in esame il tasso di incidentalità nella Marca. Numero di incidenti, morti e feriti, i punti principali toccati dall'analisi. La fascia d'età, sempre quella più interessata, è sempre quella tra i 18 e i 29 e tra i 30 e i 54 anni. Sono i weekend dal venerdì alla domenica e nelle ore notturne i giorni e le fasce orarie in cui si concentrano la maggior parte degli incidenti gravi. Luglio, il mese in maglia nera per i sinistri. Stando ai numeri, sono le strade urbane ad alta concentrazione di traffico ad essere maggiormente soggette al verificarsi di incidenti non gravi, mentre sono le extraurbane quelle in cui si registrano incidenti con esiti anche mortali. In tutta la Marca nel 2022 sono stati 63 i morti sulle strade ed è la disattenzione poi il principale fattore di incidentalità. Il dato che ci preoccupa di più è sicuramente la guida distratta, perché la guida distratta ha una percentuale di incremento molto elevata. Naturalmente sul dato che noi stiamo approfondendo causa più feriti che incidenti mortali. E questa mattina si è consumato in strada un dramma dovuto però a un malore improvviso all'altezza di un tornante lungo la provinciale General Giardino a Semonzo del Grappa, sulla strada che porta al Sacrario verso le 10:30. Un ciclista, un 58enne residente a Romano Dezzelino nel Vicentino, quindi Ivano Bertagnoni, lo vedete nelle foto, si è accasciato improvvisamente a terra mentre pedalava insieme alla moglie nelle vicinanze della locanda 77. Sono stati alcuni ciclisti a dare l'allarme, è intervenuto, lo vedete, l'elisoccorso del SUAM 118, purtroppo per Bertagnoni non c'era nulla da fare, la salma è stata trasportata in obitorio a Bassano, mentre la moglie è stata soccorsa, visto il comprensibile stato di shock per aver assistito alla improvvisa morte del marito, che lo vedete anche nelle foto, era molto sportivo. Ora voltiamo pagina, lasciamo la cronaca per un attimo, andiamo a Riese Pio X, dove ci sono in collegamento il nostro Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto, perché oggi pomeriggio abbiamo mandato in onda in diretta la messa solenne presieduta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, per l'ultimo saluto, il commiato dalle spoglie di Papa Pio X, che riprenderanno il loro cammino verso Padova e poi verso Venezia. Lucio, buonasera. Buonasera Lina, come vedete c'è una prosecuzione, c'è ancora gente che viene a salutare San Pio X nonostante siano le 19:50 e quindi diciamo così sia un momento quasi di chiusura per quanto riguarda questa presenza all'interno del santuario delle Cendrole. Dicevi giustamente, oggi pomeriggio la celebrazione presieduta dal cardinale Pietro Parolin ed è stato importante il momento in cui ha ribadito il tema della pace. Ricordiamo che San Pio X, la storia dice, morì di crepacuore quando capì che stava per iniziare il guerrón, come lo chiamava, cioè la grande guerra, ed era il 1900. C'è qualche problema nel collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Stavamo vedendo proprio le immagini di oggi pomeriggio della celebrazione che si è potuta svolgere anche
se una forte pioggia si è abbattuta sulle Cendrole nei minuti precedenti e poi quando è stato il momento di iniziare la celebrazione è ritornato il sole, si sono chiusi gli ombrelli e tutto si è potuto svolgere serenamente, lo vedete com'era nelle aspettative. In 2500 seduti all'aperto nelle sedie preparate di fronte all'altare. Vediamo se dalla regia mi dicono se Lucio c'è, se possiamo ripristinare la diretta. No, allora riproviamo a collegarci con Lucio Zanato tra pochissimo. Noi parliamo adesso di immigrazione, perché si è fatto gran riferimento alla guerra, naturalmente ai venti di guerra, alle azioni militari a cui stiamo assistendo in queste drammatiche settimane. Oggi a prima edizione, dove era ospite Gian Lorenzo Marinese, che è presidente della società che gestisce l'ex caserma Serena di Dosson e che sottolineava purtroppo come questa instabilità politica europea e nel continente africano, oltre che nel Medio Oriente, non faccia altro che alimentare l'ondata migratoria. Le immagini di guerra dal Medio Oriente, i golpe in serie nei paesi africani, l'instabilità politica internazionale non potranno che aggravare il fenomeno migratorio in atto e occorre farsi trovare pronti con tutti gli strumenti del caso, come Stato e come territorio. Ne è convinto Gian Lorenzo Marinese, presidente della Nova Facility, che è in gestione il centro di accoglienza all'ex caserma Serena di Dosson, che commenta così lo scontro tra Israele e i terroristi di Hamas. Secondo me ci vuole una necessaria azione diplomatica, ci vuole il buonsenso e bisogna riuscire con la parola, col dialogo, a riportare all'interno di binari democratici quella che è una situazione in questo momento esplosiva. Malgrado durante l'estate il tema dell'accoglienza diffusa abbia convinto anche esponenti della Lega, come il sindaco di Treviso Mario Conte e il presidente del Veneto Luca Zaia, Marinese continua a ritenere necessarie le grandi strutture di accoglienza. Io credo che sia il momento in cui bisogna impegnarsi per riuscire ad avere dei livelli di accoglienza differenziati, un primo livello che sono necessariamente gli hub, un secondo livello l'accoglienza diffusa, un terzo livello una rete sul territorio. Non è stata un'estate facile quella del 2023, gli sbarchi sulle coste italiane si sono susseguiti senza sosta. Ora, come accade generalmente all'inizio dell'autunno, il flusso sta rallentando. Io credo che la situazione in questo momento sia tornata alla normalità dopo un'estate oggettivamente intensa come numero di arrivi. Si è visto delle scene a Lampedusa, io sono stato 2 anni a Lampedusa, avevamo accolto 65.000 persone in 24 mesi, quest'anno sono state accolte dall'inizio dell'anno circa il doppio di questo numero, quindi sicuramente è sotto gli occhi di tutti che la situazione è diversa. Diciamo che qua in provincia di Treviso siamo molto fortunati, sotto la regia della prefettura di Treviso non si sono mai viste le scene che si sono viste in tantissime altre province d'Italia, di profughi che non sapevano dove andare. Ecco, qui c'è una situazione che credo sia sotto controllo. Così dunque Marinese, allora siamo in grado di ritornare a Riese. Lucio, eccoti. Sì, è successo che ovviamente dopo 3 ore di diretta una batteria si è scesa, per cui abbiamo cambiato le batterie e siamo pronti a riprendere. Questo era il problema tecnico. Riprendiamo velocemente per dire ci sono ancora le porte aperte con con il controllo dei carabinieri, ancora delle persone, Nicoletta fai vedere sulla sinistra, che stanno aspettando di entrare, perché poi c'è questo incontro particolare dedicato ai volontari che hanno dato veramente l'anima per la presenza di Pio X in questa settimana qui alle Cendrole. Allora, dicevamo prima della celebrazione della Santa Messa presieduta dal cardinale Pietro Parolin e il richiamo importante alla pace. Sentiamolo. Lei ha richiamato tantissimo questa pace, ma questa pace è possibile? La pace è sempre possibile perché è dono di Dio e impegno degli uomini. Ma il problema è l'impegno degli uomini, se vogliono veramente la pace e se i politici hanno la volontà politica di costruirla la pace. Ecco. Cosa ci può insegnare San Pio X in questo senso? San Pio X può insegnarci che la pace si costruisce giorno dopo giorno attraverso l'attenzione alle persone, soprattutto ai più poveri e ai più vulnerabili. San Pio X ci insegna che la pace si costruisce attraverso l'attenzione verso i più poveri e più vulnerabili, ha detto il cardinale Pietro Parolin. Parole importanti.
Sì, soprattutto già la prima parte, la pace si costruisce. È possibile costruire la pace però parte da un cuore pacificato, da una persona che si apre agli altri, da uno sguardo sui bisogni e le necessità degli altri, appunto dei più piccoli e dei più poveri, prima che alla salvaguardia dei propri interessi o al cercare un maggior guadagno o il bene solo per sé. La pace è una dimensione complessiva della persona umana e ci si deve impegnare tanto per averla, però è possibile impegnarsi per ottenerla. Lei durante questi giorni ha dato un mandato missionario ai giovani e non solo. Che mandato ci vuol dare questa sera qui a tutti noi che la stiamo ascoltando in termini di pace, a noi trevigiani, a noi appartenenti alla sua diocesi? Ma a me piacerebbe tanto che non perdessimo la speranza che davvero la pace è possibile, vuol dire la concordia, vuol dire volersi bene tra di noi, vuol dire disarmare le parole, usare un linguaggio di bene per gli altri, cercare anche il dibattito, la discussione, ma per costruire insieme, non per abbattere qualcuno, e pensare che la pace è possibile, la pace è davvero possibile, se ci mettiamo d'impegno. Certo costa, perché al Signore è costata la croce, ma Lui è con noi vivo e ci dà la forza per riuscire a impegnarsi anche a livello delle grandi questioni internazionali. Continuiamo almeno a pregare per la pace e a sostenere gli sforzi di quelli che vogliono la pace. Martedì il Patriarcato di Gerusalemme, il Patriarca Pizzaballa ha chiesto di unirci a loro nella preghiera e nel digiuno. Noi come diocesi aderiamo a questa richiesta e ringrazio fin d'ora tutte le parrocchie, le comunità e tutti i singoli che vorranno metterci qualcosa di loro per dire che la pace è possibile. Un'ultima riflessione su questa esperienza dentro la nostra diocesi di San Pio X, poi andremo a sentire la parte laica. Dalla parte invece della fede, aver visto oggi tutte queste persone, ma aver visto tutta la peregrinazio che c'è stata nei giorni scorsi, che significato dà? Io ho visto in questa gente che è venuta, l'ho definita gente comune, ma mi ci trovo anch'io, gente comune insieme. La bella fotografia di com'è la nostra diocesi oggi, quel popolo che mantiene vivi i legami, che non si lascia soffaffare né dalla paura né dalla pigrizia e che si impegna, che si mette in cammino semplicemente, dai bambini più piccoli alle famigliole, agli anziani. È un popolo di gente che sa amare e sa mettersi in gioco nell'amore, e questo credo che sia la fotografia più bella e il dono più grande che questa peregrinazio di San Pio X ci ha fatto. Allora, ringraziamo intanto l'eccellenza del Vescovo, passo dietro ovviamente e vado invece dalla parte laica. Tiriamo le somme, Sindaco, è stata un'esperienza partita quasi... Non ci credeva nessuno, forse quando è arrivata in tempo di Covid, partire con questa esperienza per riuscire a portare qui San Pio X, invece è riuscita, grande successo, si parla di 40.000 persone solo in questa settimana, adesso io i conti non li ho, li tireremo verso la fine. Allora, grande soddisfazione la sua? La soddisfazione principale non è tanto nei numeri, che sono anche più alti di quelli che abbiamo superato le 50.000 persone. Ecco, allora ci dà proprio il numero? Sì, più di 50.000 persone è un dato che ovviamente ci fa piacere, ma non era il nostro interesse principale, era che le persone che giungevano a Riese ricevessero un'esperienza spirituale, di fede, di qualità, si portassero a casa qualcosa. Credo che da quello che abbiamo sentito dalle persone comuni abbiano veramente vissuto, qualcuno l'ha definito una piccola Lourdes, una piccola Assisi, e tutto questo è stato possibile grazie alla potenza di questo santo, del quale ci siamo resi conto ancora una volta di come sia ancora forte la devozione verso di lui, e anche all'accoglienza di un paese intero, poi posso dire che il numero di volontari è stato il paese intero che ha accolto queste persone col cuore aperto, con passione, con gentilezza, e quindi chi è arrivato qui si è sentito accolto con gioia. Questo secondo me è stato il nostro risultato più grande. La vedo un po' emozionata, devo dire.
Sono anche un po' stanco. E poi devo dire che le porte non si vogliono chiudere, dovevano essere chiuse alle 19 secondo regole, invece sono ancora aperte, c'è ancora gente che sta arrivando. Voi questa sera avete un incontro con tutti i volontari proprio attorno alle spoglie di Pio X. Sì, è un piccolo momento di ringraziamento che ci sembrava doveroso. Abbiamo la presenza del nostro vescovo, di Monsignor Giorgio Piva, per dire grazie, perché senza questo spirito di squadra e di comunità, per me è stato un laboratorio di comunità, oltre 20 associazioni che hanno collaborato, ognuno al suo posto, è stato un enorme meccanismo fatto di tanti piccoli ingranaggi che hanno funzionato, vorrei dire alla perfezione, perché non ci sono stati nei, e quindi veramente devo dire grazie. Stavo quindi lì con la benedizione del vescovo, del parroco, c'era una visita al corpo a loro dedicata, che se lo meritano, anche perché credo che qualcuno non abbia ancora fatto in tempo a venire, e poi un piccolo brindisi di saluto mentre sono in preparazione, insomma, i lavori per la ripartenza da stasera, che avverrà, insomma, più tardi, in tarda serata. Grazie, ringraziamo il sindaco. L'ultima battuta invece la facciamo con il Monsignor Lucio Bonora. Monsignore, a lei tocca l'onere e l'onore di portare San Pio X adesso prima a Padova e poi a Venezia. Poi a Venezia, sì. Allora si parte questa notte, tra domenica e lunedì, con uno staff tecnico che ha fatto egregie opere in questa peregrinazio, e si arriva a Padova, dove verrà esposto in cattedrale fino a martedì sera. Martedì sera riprenderà la strada per Venezia e andrà alla Salute altri 3 giorni, poi venerdì sera riparte per il ritorno e si ferma a Marghera fino a domenica sera. Domenica sera c'è il grande rientro a Roma. Ecco, e allora quando tornerà e incontrerà sicuramente Papa Francesco, cosa gli dirà? Cosa gli comunicherà di questo viaggio e di questa gente, di questo abbraccio della terra veneta a questo Papa Veneto? Beh, io so che Papa Francesco è molto devoto di Pio X, anche se pubblicamente non viene mai, dichiarato. Lui personalmente, a parte che me l'ha confidato anche a tu per tu, usava sempre, quando era arcivescovo di Buenos Aires, la prima cosa che faceva quando veniva a Roma, andava sull'altare di San Pio X a pregarlo, a ringraziarlo, a invocarlo. E questo sono testimone io, perché me l'ha detto lui. Me l'ha detto proprio il 21 agosto del 2013, quando mi sono soffermato con lui a parlare di Pio X, il suo predecessore, nella festa di San Pio X, e lui mi ha fatto questa confidenza, dicendomi anche che quando era arcivescovo di Buenos Aires, la festa di San Pio X era il giorno in cui tutti i catechisti della diocesi si trovavano con il proprio vescovo, visto che Pio X è stato il maestro di catechesi per il suo tempo. E quindi sono sicuro che appena, intanto il cardinale Parolin stasera arriverà a Roma e domani mattina udienza del Papa, lo so, e ne parlerà sicuramente, perché già il Papa aveva gli occhi su Riese e su Treviso e quindi su Padova e Venezia in questi giorni, e questo si sa dalle nostre comunicazioni interpersonali. Quindi Bene, grazie a Monsignor Lucio Bonora, grazie invece a tutti quanti coloro che hanno permesso questi collegamenti, grazie anche a Lina Paronetto che oggi mi ha dato una mano durante l'inizio della diretta e mi sono dimenticato di ringraziarla al termine della diretta delle 17. Grazie a te. La linea. Grazie a te Lucio, infaticabili come sempre, grazie a tutti e grazie per questo collegamento da Riese, abbiamo seguito a lungo questa Peregrinatio Corporis. Noi andiamo qualche istante in pubblicità, torniamo tra poco. Eccoci di nuovo in studio, edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Ripartiamo dalla cronaca e da quello che è successo ieri sera alle fiere di San Luca, perché ci sono stati momenti di tensione con botte tra ragazzini. Nell'affollato sabato sera un gruppetto di minorenni è venuto alle mani poco dopo le 21 sfidandosi nel bel mezzo del Luna Park. Un ragazzino di appena 14 anni ha dovuto ricorrere alle cure del SUEM 118 presente alla manifestazione con una
postazione fissa. Per lui è stato necessario il trasporto poi al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello, dove gli sono stati diagnosticati un trauma cranico e una contusione dorsale dovuti proprio ai colpi ricevuti e alla caduta a terra. Del caso si sta occupando ora la polizia. Sappiamo che le fiere di San Luca erano uno dei contesti più vigilati e lo sono ancora naturalmente in queste settimane. Oggi invece è stata la prima domenica ecologica a Treviso, iniziativa naturalmente che va nell'ordine di favorire i mezzi alternativi e le emissioni zero, anche sport con uno stadio tennis praticamente blindato per i timori di tensioni tra le tifoserie di Treviso e Mestre e con le relative misure di sicurezza per l'alto afflusso di pubblico. Marcia indietro per chi dal PUT ha tentato invano di entrare all'interno delle mura cittadine con la propria auto. È scattato dalle ore 9 di questa mattina il divieto al traffico nelle vie del centro, misura attiva fino alle 18 e che rientra nell'ambito della prima domenica ecologica dell'autunno. In 80.000 in città. Cittadini che hanno accolto l'iniziativa con favore, altri meno. È un'ottima cosa, serve ed è anche salutare per tutte le persone, serve anche alla città. Le domeniche ecologiche fanno bene, l'importante è che siano rispettate però, perché se tutti hanno il pass e il contropass, ecco. Se non fosse che è una delle città più inquinate d'Italia dopo Taranto, Treviso, forse sarebbe meglio... Però insomma loro una domenica ecologica ci stanno come iniziativa, no? Sì, vabbè, ma secondo lei risolve tutto sto problema? Sono felice, strafelice. Perché? Perché avevamo bisogno, siamo troppo inquinati ormai. È passata una macchina, ha aperto le transenne dopo Porta Santi 40. Sì, la porta dopo quella Santi 40, hanno anche aperto le transenne. Si sono arrangiati, si sono arrangiati, ci è arrivata anche questa notizia. Non solo domenica ecologica, ma anche la tradizionale marcia Advar che si è tenuta dentro le mura cittadine in mattinata. Domenica di sport poi per Treviso, che al tennis ha ospitato la tanto attesa partita di Serie D Treviso-Mestre, culminata con la vittoria dei padroni di casa per 1-0. Partita per la quale erano state prese delle misure di sicurezza speciali, controlli della polizia locale, deviazioni del traffico e divieto di somministrazione di alcolici ai locali adiacenti allo stadio dalle ore 12 alle 18. Qualche rallentamento del traffico verso le 17:30 in zona stadio a causa del notevole deflusso di veicoli arrivati in occasione del derby e anche a causa delle deviazioni del traffico operate per motivi di ordine pubblico, viste le prevedibili tensioni tra le due tifoserie. Restiamo in ambito sportivo perché andiamo al Racquet Club di Treviso con il pomeriggio di sport, spettacolo e divertimento da Adriano Panatta, 4 stelle internazionali del tennis che si sono misurate con la nuova disciplina che arriva dagli Stati Uniti. Parto io, Flavio, perché tu l'ultima volta mi hai detto non ti preoccupare, penso io. Io di 6-5 match point doppio fallo. È stata subito definita la sfida tra i sessi a colpi di pickleball e per certi versi lo è stata tra 4 stelle che hanno fatto la storia del tennis internazionale. Da una parte la coppia Adriano Panatta-Paolo Bertolucci, che solo a nominarla fa palpitare il cuore degli appassionati, con quella mitica Coppa Davis conquistata a Santiago del Cile nel 1976. Dall'altra Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, 2 donne simbolo del tennis italiano, con la prima legata agli US Open del 2015 e la seconda al Roland Garros del 2010. E ieri tutte e tutti assieme si sono confrontati con questo nuovo sport sbarcato dagli Stati Uniti e dal nome quanto mai singolare, palla sotto aceto. In America è molto avanti, ci sono campionati importanti, ex giocatori professionisti che ormai si sono dati al pickleball, quindi è molto avanti in confronto all'Italia. Ci sarà anche molta tattica. Tattica da parte di Francesca, sì, io tiro forte. Secondo me è più tattica e soprattutto non forza ma velocità. Però è un misto tra con regolamento di pallavolo, un po' di ping pong, un po' di tennis, ma soprattutto c'è un grosso vantaggio, che è piccolo, ristretto, quindi si corre poco. Secondo me le signore si divertiranno moltissimo e poi io credo che appunto tutti i tennisti che sono avanti con gli anni, invece di passare al golf, possono passare direttamente dal tennis al pickleball. E mi sembra che la gente sia interessata. Già nei giorni scorsi c'erano molte richieste, molte domande di come funzionava, come non funzionava. È un tennis un po' in miniatura, diciamo.
Più che una sfida è stata un'esibizione tra amici con tante risate da parte del folto pubblico che circondava il campo centrale, uno dei 4 in cui può essere suddiviso un precedente campo da tennis, e già questo fa capire come cambino tecnica e tattica di gioco. Aspetta. Guarda, cacchiamo, Adri, fai rapida! Che vuol dire? È venuta dentro. Hai messo il piede dentro, hai messo. Rigore. Sfida finita inevitabilmente con un pareggio tra gli applausi di tutti nel segno dello sport vissuto come divertimento, sana competizione e per i giovani il ritorno alla vera socialità. Sicuramente il giovane in queste condizioni più compatte da 6 metri per 10 ha la possibilità di sentire la palla, capire che sport è, per poi eventualmente iniziare con pickleball e svilupparsi col tennis. Vai tu. Adesso invece, come ogni domenica, andiamo a rispolverare un filmato dall'archivio di Antenna 3. Allora vi proponiamo questa sera l'esordio trevigiano di Elio e le storie tese. Detto che donne, gioie motori, sono gioie e dolori, e di non mettere le donne aggressivi, dissacranti, cinici, cattivi. Elio e le storie tese, i nuovi paladini del rock demenziale italiano, ma è un'etichetta molto approssimativa, saranno di scena domani dalle 21 ad Olmi di San Biagio di Callalta, al Teatro Tenda della Festa dell'Unità. Come a Mestre e come a Padova, concerto a cui si riferiscono le nostre immagini, moltissimi giovani saranno probabilmente ad Olmi per osannare Elio e compagni, che dopo anni di ristretta celebrità nell'Interland milanese sono letteralmente esplosi in ambito nazionale, grazie anche ad alcune apparizioni televisive, soprattutto quelle del Dopo Festival di Sanremo, in cui facevano ferocemente il verso ai vari cotugno nazionali. Sono così passati in pochi mesi dal sottobosco musicale ad una fama indubbiamente notevole, giustificata almeno in parte dal fatto che sanno sicuramente suonare assai bene. È chiaro comunque che il loro successo tra le frange giovanili deriva dall'irriverente fascino del proibito, che si trova nelle loro storie, anche nauseanti, nel loro linguaggio assolutamente mimetico rispetto alle varie gergalità urbane, nei loro testi ricchi di giochi linguistici paradossali, divertenti, anche piuttosto arguti. A poco servono comunque le analisi più o meno sociologiche sul fenomeno Elio e le storie tese, un gruppo che rispetto ad altri trasgressori di casa nostra, dalla celebrità piuttosto provvisoria, potrebbe durare più a lungo se non altro per la grande resa che sanno dare nelle esibizioni dal vivo. Domani sera nel concerto organizzato da Arcinova ad Olmi ne daranno un'ulteriore dimostrazione. Queste le immagini dal prezioso archivio di Antenna 3, noi chiudiamo qui, grazie a regia Italo Morao e Marco Gagliazzo. Ci sono le previsioni del tempo, a domani. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. L'autunno si fa strada con tempo via via più dinamico e clima maggiormente in linea con la stagione. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì 16 ottobre. Sul Veneto qualche parentesi soleggiata, ma nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità con cielo anche coperto. Venti di bora a tratti tesi, temperature in calo anche sensibile, minime tra 9 e 11 gradi, massime tra 14 e 17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso inizialmente più sole, a seguire nubi in intensificazione, ma in genere senza piogge associate. Temperature minime intorno ai 7-10 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo una prevalenza di cielo nuvoloso e grigio un po' ovunque. Temperature minime intorno ai 6-8 gradi, massime sui 15-18 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura.